Passaggio di consegne oggi al comando della Capitaneria di Porto a Porto Empedocle. Dopo 2 anni di permanenza, il capitano di fregata Fabio Serafino lascia il comando della Guardia Costiera Empedoclina per ricoprire il prestigioso incarico di comandante in seconda presso la Capitaneria di Porto di Augusta. Il comandante Serafino, nel corso di questi anni trascorsi alla guida del compartimento marittimo, sotto la cui giurisdizione ricadono anche gli uffici circondariali marittimi di Licata, Sciacca e Lampedusa, si è fatto apprezzare non solo per le sue indubbie capacità professionali che gli hanno consentito di raggiungere eccellenti risultati, ma anche per le sue doti umane, per le quali è stato apprezzato dai collaboratori e dagli interlocutori istituzionali. Al posto del comandante Serafino è arrivato il capitano di fregata Antonio Ventriglia, proveniente dal Comando Generale di Roma, dove negli ultimi 8 mesi si è occupato di tematiche inerenti ai servizi tecnico-nautici, nonché di interrogazioni parlamentari, di attività di consulenza giuridica. Stamani il passaggio di consegne davanti alle autorità civili, militari e religiose. Sì, 2 anni meravigliosi, 2 anni passati velocemente, evidentemente perché c'è stato l'entusiasmo che mi ha accompagnato dall'inizio alla fine in questa splendida avventura. Me li ha fatti passare forse un po' troppo velocemente. 2 anni meravigliosi, ricchi di soddisfazioni, soddisfazioni professionali, assolutamente, tante in tutti gli ambiti di competenza. Soddisfazioni personali, perché ho conosciuto un territorio dal quale mi aspettavo sicuramente tanto, ma non così tanto, dal punto di vista umano, dal punto di vista della vicinanza delle istituzioni, ma anche delle persone comuni. Quindi tanto, un territorio che mi ha dato tanto e che porterò con me nel cuore per sempre, in tutte le future destinazioni. Sono tante le attività svolte, qual è quella che porta nel cuore? Sicuramente le attività fatte, espletate a tutela dell'ambiente, una grossa attività condotta per alcuni mesi ci ha consentito di rilevare un deposito abusivo sul demanio marittimo di grande quantità, di grande estensione, sulla quale alcuni soggetti operavano una vera e propria gestione illecita di rifiuti. E quindi grazie anche alla Procura della Repubblica, al coordinamento della Procura della Repubblica, siamo riusciti a interrompere un traffico illecito finalizzato al riciclaggio, alla gestione e alla movimentazione illecita di rifiuti. Un'altra attività significativa, sempre a tutela dell'ambiente in via un po' indiretta, riguarda un grande quantitativo di pescato sottoposto a sequestro perché non idoneamente tracciato e che stava per finire illecitamente nella filiera della commercializzazione. Comandante, con quale impegno, diceva lei, l'impegno della continuità nell'assumere questo incarico di guida a Porto Empedocle? Ma sicuramente, perché la continuità è un fattore indispensabile per l'implementazione dei processi. Se la macchina ha funzionato si tratta semplicemente di migliorare quei particolari che uno in base alla propria sensibilità ritiene che vadano affinati. Da quello che ho visto e da quello che ho sentito, il comandante Serafino ha fatto benissimo, quindi mi troverò in difficoltà nell'individuare i settori in cui effettivamente io posso apportare dei miglioramenti. L'impegno sarà gravoso, quindi come ho detto nel corso dell'allocuzione, del saluto, cercherò di dare il massimo. La realtà è abbastanza complessa, le linee di attività sono innumerevoli, non c'è soltanto il soccorso, non c'è soltanto il fenomeno migratorio. Da Porto Empedocle, come sapete, dipendono altri uffici veramente impegnativi, in primis Lampedusa. Quindi il compartimento marittimo si presenta con tutte le caratteristiche di un compartimento marittimo completo e complesso. Per cui io ho ritenuto anche di dover ringraziare il Comando Generale perché dandomi la guida del compartimento marittimo sicuramente mi ha attestato stima, considerazione, fiducia e evidentemente mi ha ritenuto capace di fare, se non meglio, quantomeno quello che ha fatto il comandante Serafino, che veramente ho stimato molto perché io già ho fatto un cambio di comando in Sardegna, l'ho detto nel discorso, e purtroppo in qualche collega c'è una sorta di gelosia nel lasciare il testimone. Invece il comandante Serafino mi ha fatto delle consegne concrete, andando sulla concretezza, sui problemi,
e quindi non posso che dire il meglio di lui e spero che i rapporti rimangano i più fraterni possibili. Cambio al comando del compartimento marittimo di Porto Empedocle, credo uno dei più importanti della sua giurisdizione, la direzione marittima di Palermo. Senz'altro non solo uno dei più importanti, anche uno dei più impegnativi. È uno dei compartimenti marittimi, fra l'altro, che ha alle dipendenze 3 uffici circondariali marittimi, Lampedusa, Licata e Sciacca, e basta già parlare l'impegno che viene profuso e che viene investito anche in termini, diciamo, di uomini su Lampedusa per i notori soccorsi che vengono effettuati quotidianamente in relazione anche ai flussi migratori. Ha avuto parole di elogio per il comandante Serafino? Senz'altro, perché effettivamente in questi 2 anni, che sono stati 2 anni intensissimi, in cui i contatti con la direzione marittima sono stati quasi continui e quasi quotidiani, veramente ha lavorato con molta determinazione, e quando uno usa anche, diciamo, dei termini con spirito di sacrificio, non sono parole, diciamo, non sono frasi retoriche, ma bensì sono molto sentite. Uno stimolo in più allora per il comandante Vendriglia? Senz'altro uno stimolo in più, come effettivamente durante la mia allocuzione ho augurato che sicuramente opererà sul solco già tracciato dal comandante Serafino, ovviamente con maggiori, io ritengo, anche risultati professionali e personali.